quarta corsa. Sono cavalli di 4 anni. Ritirato il numero 3 Dakota dei Rum, 1 Dolce Nera Bar, 2 Dakar B, 4 da Granit Dipa, 5 Gilly Pearl, 6 Darko de Gleris, seconda linea 7 Dandolo, 8 Dondolo Jet, 9 Dai Kronos, 10 Dai Kirifi. Partenza, scatta veloce da Granit Dipa, è rimasto al palo praticamente Dondolo Jet, da Granit Dipa in vantaggio nei confronti di Dolce Nera Bar, partito con qualche problema invece Darko de Gleris, e vediamo al termine della piegata in vantaggio da Granit Dipa, Giuseppe De Filippis in sediolo, seconda posizione per Dolce Nera Bar, mentre all'esterno si propone già Dai Kirifi, invece ha colto ottima partenza. Il quarto iniziale se ne va in 37 con Da Granit Dipa che una volta al comando se la gioca in testa, Dolce Nera Bar nella scia, terza posizione alla corda per Dakar B, mentre per corsie esterne avanza Dandolo, si trascina Dai Kirifi, quindi c'è la terza ruota da parte di Darko de Gleris. 800 metri completati in 1-1 e mezzo con Dai Kirifi che anticipa Darko de Gleris, che però rimane ancora in terza ruota e non riesce ad arrivare sui primi. Cavalli al completamento del chilometro, da Granit Dipa lo percorre in 1:16,8. All'esterno è sempre Dandolo, Dolce Nera Bar alla corda, poi da Kirifi per corsie esterne, siamo a 400 dalla conclusione, con in vantaggio sempre da Granit Dipa, con all'esterno Dandolo, Dolce Nera un po' in difficoltà lungo la corda, anche Dai Kirifi non progredisce più di tanto. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo, si presenta in vantaggio da Granit Dipa, con Dandolo in schiena, finale con da Granit Dipa che si mantiene in vantaggio fin sul palo e vince nei confronti di Dai Kronos e di un eccellente Dandolo che se la fa tutta scoperta all'esterno ed è ancora terzo sul traguardo. Andiamo a rivedere le fasi finali. 1:15,6 se non vado errato il tempo finale, la vittoria per da Granit Dipa, Giuseppe De Filippis in sediolo. Vediamo il secondo posto sul palo conquistato da un ottimo Dai Kronos che piega il numero 7 Dandolo, poi gli altri a seguire con il numero 2 Dakar B che precede Dai Kirifi numero 10. La vittoria in percorso di testa di da Granit Dipa, Giuseppe De Filippis in salchi, Salvatore Valentino in sediolo per conto del signor Cristian Venturelli.